Il lunedì, si sa, non è giornata. Siamo reduci dal fine settimana, siamo ancora un po' rilassati. Ricominciare è dura e sicuramente in molti si riconosceranno in questa nostra disamina. Certo è che il lunedì ci si appresta per meglio cominciare la settimana a leggere i quotidiani per dare, per la verità, una sbirciatina alle pagine sportive. Nota positiva questa, visto che la passione degli italiani per lo sport agonistico è veramente molta. C'è però un problema. Sì, il problema è che hai pagato €1 per il tuo quotidiano e quindi vorresti consumarlo tutto. E allora anche il lunedì, se hai un pizzico di spirito di umanità e soprattutto vuoi recuperare il tuo investimento, te lo giochi con i titoli. E qualche domanda te la fai. Una su tante che mi pongo da semplice cittadino è: ma com'è possibile che con le nuove tecnologie possiamo ammirare le foto di galassie e pianeti lontani come Marte e Venere e sulla Terra non sappiamo prevedere una tempesta di sabbia? Così 10 morti e 130 feriti, forse ce li saremmo anche potuti risparmiare. Già, questa è una notizia che ci fa iniziare male il lunedì, ma continuando la lettura dei soli titoli, anche perché la voglia di arrivare alla cronaca sportiva è tanta, inevitabilmente ti soffermi su fatti di cronaca sconcertanti, dove le vittime della strada sono sempre più numerose e non soltanto a causa degli incidenti, ma anche di vere e proprie rappresaglie compiute quasi sempre, nella totalità dei casi, da persone in preda ai fumi dell'alcol. Come nel caso successo a Ventimiglia, dove un padre, per soccorrere il proprio figlio aggredito da degli ubriachi, è stato ucciso senza pietà. Parleremo di questo in questa puntata. Parleremo anche della mia personale voglia di essere controllato giorno e notte con telecamere di videosorveglianza. Lo voglio perché lunedì prossimo non voglio più vedere un'intera pagina che spiega l'omicidio di un brav'uomo a causa dei delinquenti ubriachi e accorgermi che sotto l'articolo c'è la pubblicità di una grappa. O bianco o nero, può iniziare. Un benvenuto in piazza ai nostri telespettatori di O Bianco o Nero. Abbiamo l'avvocato Bottoli, io subito parto con lei, avvocato, perché abbiamo visto questa copertina. Oggi parliamo di videosorveglianza, con voi abbiamo già parlato in altre occasioni di quello che vuol dire sorvegliare gli incroci pericolosi, quindi tra poco commenteremo quest'ultima pagina che ahimè mi ha incuriosito parecchio, e una puntata anche difficile da poter, diciamo così, giocarsela, ma bisogna giocarsela con un po' il sorriso amaro sulla bocca. Grazie per essere con noi, anzi ringrazio anche Gilberto Trevisan, sindaco di Rossano Veneto, Luca Prioli, segretario regionale del Veneto, ma COISP, Polizia di Stato, Alberto Pallotti, simpaticissimo, presidente dell'associazione Vittime e Familiari e Vittime della Strada di Verona. Grazie per essere con noi. Avvocato, io sul tavolo vi ho fornito un bel cabaret zeppo di articoli di giornali proprio di oggi, di lunedì, e quindi mi sono incuriosito tantissimo a vedere, scorgere un po' questi titoli, no? Titoli altisonanti. Mi ha molto colpito la faccenda di Ventimiglia, di questo pover'uomo massacrato brutalmente perché ha cercato di difendere il suo figliolo dalle mani di rumeni ubriachi. Lasciamo perdere rumeni, non voglio fare del razzismo gratuito perché non serve, quando uno è ubriaco può essere di qualsiasi paese, ma sta di fatto che comunque è un delinquente perché arma la sua in qualche modo mette in canna questa pallottola che è l'ubriachezza. La cosa che mi fa un po' pensare, avvocato, voglio subito il suo intervento, è che adesso nell'autopsia di questo pover'uomo dovranno vedere e accertare se è morto per i colpi presi oppure per infarto. Cambierebbe sostanzialmente tutto. Non credo, perché
se fosse anche morto di infarto, non vi è dubbio che l'infarto è sopravvenuto a seguito del terrore che ha subito quest'uomo, e quindi se anche la morte non è legata come nesso di causalità a un colpo inferto che gli ha rotto la scatola cranica, che gli ha forato un polmone, che gli ha spaccato la milza, che ha creato un versamento interno, anche se la morte è avvenuta per lo spavento dovuto a 4 a 5 persone che ti aggrediscono in quel modo a calci e pugni, non vi è dubbio che vi è nesso di causalità tra l'azione dei criminali e l'evento che è la morte. Quindi in ogni caso, quantomeno per il reato di omicidio preterintenzionale, non credo che vi siano dubbi. Sappiamo che però tanti avvocati del grandi fori, insomma, in qualche maniera sanno gestire queste piccole... È il dovere dell'avvocato, questo mi ricorda mio padre che era medico, che ogni tanto guardandomi a tavola scuoteva la testa e diceva: ma tu come puoi fare l'avvocato, come puoi difendere colui che ha violentato il bambino o colui che ha ucciso in modo efferato? E spiegai che è un problema di civiltà giuridica, perché ogni essere, ogni persona ha il diritto di difendersi, e per far sì che tutti si possano difendere nello stesso modo gli si affianca un terzo, che è una persona preparata nel campo del diritto, un operatore del diritto, che mette quindi sullo stesso piano sia l'analfabeta sia il docente universitario, che ovviamente si difenderebbe da solo molto meglio dell'analfabeta. Questo è il principio fondamentale giuridico. E però, vi è un però da dire, vi è sempre un limite a tutto. Sarà interessante, se vogliamo parlare esclusivamente di diritto, vedere le due tesi che si contrapporranno. La difesa certamente sosterrà il diritto preterintenzionale. A mio modo di vedere c'è invece l'omicidio premeditato, perché pare che questi ragazzi, dopo lo scontro avvenuto con il ragazzino, con il figlio, abbiano seguito il figlio, quindi con l'intenzione dell'aggressione, quindi non è più l'omicidio preterintenzionale, ma è l'omicidio volontario, addirittura premeditato. Ci sarà uno scenario. Questo sarà che avanzerà. Il problema di carattere sì, giuridico. Poi possiamo disquisire, non so, mi viene in mente a Vetrana che rei confessi ancora viviamo nel buio, per cui voglio dire, anche là i fioretti degli avvocati sanno ben distribuire confusione in certo qual modo, oppure non lo so, crea audience, e credo che questo non sia qualcosa di piacevole. Togliere questo di mezzo potrebbe essere, Gilberto, la videosorveglianza. Io sull'ultima frase ho detto: voglio essere sorvegliato notte e giorno, perché alla fine credo che nei panni di quel padre o di quella moglie che lascia così in maniera vedova, vorrebbe vedere chi è che ha commesso. In questo caso lo abbiamo capito, ma tante volte succede che... Sì, guarda, io ti parlo da amministratore, no? Quando tu lanci una proposta di questo tipo, è una proposta che fa discutere, perché per la gente dice: fai un qualcosa e ti senti osservato. Però quando succede qualcosa che la gente vuole sapere, la prima cosa che dice: ma non c'era una telecamera qui vicino che riprendeva qualcosa? È come l'assicurazione, ma non sei assicurato. Allora dico, sto facendo una cosa fatta bene o sto facendo una cosa fatta male? Allora, dal momento che giustamente le immagini sono anche ben sorvegliate, tutelate, non è che siano immagini che vanno appunto in piazza, però quando servono è giusto che le immagini emergono, soprattutto quando serve far chiarezza. Io ti dico una cosa che io ho pensato per il mio comune, no? Stiamo studiando un progetto, l'abbiamo già studiato, dovremmo cominciare i lavori a giorni, stiamo parlando di telegestione dell'energia elettrica usando i lampioni. Ecco, noi abbiamo adottato ogni testa di lampione con un meccanismo, una specie di smart town, che oltre che produrre dati produce anche immagini. Cioè vuol dire che in ogni lampione del mio paese, una volta che il tutto è in rete, ci si può collegare una telecamera che lavora a 360 gradi e recupera immagini. Allora io farò uso di quelle telecamere ogni qualvolta c'è un problema da risolvere, e magari il problema uno pensa che si possa risolvere cogliendo delle immagini che una telecamera, magari messa in quel posto, potrebbe avere in un certo senso ripreso. Ecco, questo è una videosorveglianza che noi stiamo pensando in un progetto di normale amministrazione. La Polizia di Stato, Luca, si muove in questo senso. Voi percepite il fatto che comunque gli ultimi sex symbol oppure le ultime inchieste danno per certo che l'aumento dell'alcol a livello giovanile, che poi questo è il punto della situazione, è aumentato nei giri di 2 anni del 400%. Voi vi trovate a scontrarvi nelle piazze, nelle vie, nelle città, poi leggeremo qualche articolo.
Alcol e droga saranno il male del futuro, lo è già stato in passato, ma sempre di più in futuro, perché i giovani oggi, una volta il giovane, diciamo, finita a scuola, andava subito al lavoro, oggi prima dei 30 anni uno non si affaccia neanche nel mondo del lavoro, quindi diciamo che vive la gioventù in maniera completamente diversa, molto più lunga, e sicuramente anche forse un po' più noiosa visti i tempi, e quindi chiaro che sono due. E quindi diventa più difficile frenare il giovane, oppure dare al giovane un qualcosa a cui pensare che non sia il fatto di sballare, quindi o di ubriacarsi o di farsi di droga. Con l'avvocato voglio tutelarmi nelle risposte che insomma in qualche maniera ci mettono a posto, perché poi dopo bisogna fare dei ragionamenti con i bar che danno comunque a rotta di collo da bere un po' a tutti, però quando poi si diventa familiare vittima della strada, insomma la cosa cambia, perché in soldoni, Alberto, è quello che funziona, no? Sei colpito da un lutto, questo lutto non l'hai voluto tu, è stato non certo accidentale, perché chi dice che è accidentale secondo me è uno sciocco. È vero. Non c'è dubbio, se parliamo di vittima della strada, ma possiamo anche riallacciarci al discorso che facevamo prima di questo omicidio efferato che è successo dalle parti di Ventimiglia. Come giustamente sottolineava lei, non è una questione di comunità, di razzismo, di altre cose. Gli ubriachi sono pericolosi, perdono il controllo e poi possono succedere quelle cose che sono successe. Giustamente sottolineava l'avvocato Bottoli, che è un serio, stimato professionista, che qua sicuramente il nesso di causalità c'è, ma io mi metto anche dalla parte delle vittime, cioè della famiglia di queste persone che purtroppo devono piangere un capofamiglia. Subentrerà una battaglia legale per cercare di derubricare quello che è un omicidio che agli occhi dei giornali o anche di quello appare un omicidio volontario. Il problema è che domani questo omicidio volontario verrà passato come omicidio preterintenzionale, cioè che va al di là delle intenzioni, ovvero sì, l'abbiamo picchiato, non volevamo ucciderlo, è morto di un infarto, è colpa nostra fino a un certo punto, ovvero c'è un scarico della responsabilità. Poteva avere il cuore un po' più forte. Non è una roba tipo poteva avere il cuore un po' più forte, però è una tragica fatalità, è come l'omicidio che è successo a Verona anni fa di Nicola Tomasoli. La stessa cosa è successa dopo l'iter nei tribunali, è proprio andata così. Mancava, secondo i colpevoli, la volontà di uccidere, c'è stata una battaglia legale fatta di perizie, di controperizie, di medici. Non siamo ancora arrivati alla fine, perché ci sono 3 gradi di giudizio, siamo arrivati solo in appello. Questo vuol dire come, immaginatevi la famiglia, cioè la vittima, e queste persone nella disperazione che hanno perso il capofamiglia, poi si devono avere anche la passione e la forza di stare uniti per affrontare la giustizia, per portare a casa quello che è il massimo della punizione per chi ha causato un eventuale danno. Io mi metto dalle parti di queste persone, sono anni che faccio volontariato da questo punto di vista, e ci riallacciamo così agli incidenti stradali, che è la stessa identica cosa, perché tollerare degli ubriachi, capire degli ubriachi che possono uccidere il tuo capofamiglia e non volevano farlo, erano ubriachi e poi è morto di un infarto, è la stessa cosa di tollerare una persona che uccide il tuo figlio, che si uccide della strada, la persona era ubriaca, non volevo ucciderlo, sono uscito di strada, andavo a 150 all'ora, fa parte dello stesso problema. Io mi metto dalla parte delle famiglie, è troppo facile metterci dalla parte dei produttori, degli alcol, dei bar, delle discoteche, dei gestori delle strade, delle istituzioni, senza tenere in considerazione il dramma delle famiglie che a casa nel silenzio da sole piangono e subiscono quello che è la fine di tutto. Secondo me abbiamo tutte le altre categorie che vengono protette da parlamentari, da leggi, da situazioni. Le famiglie che rimangono nelle case non hanno forza e non hanno la possibilità di difendersi. Io credo che il significato del popolo italiano sia un po' questo, avvocato, adesso poi leggiamo un po' qualche articolo, che è lontana la politica, perché la politica è incomprensibile per la maggior parte di noi, usano di quegli aggettivi che sono francamente ostici. Un'altra cosa che non si capisce è che il significato della giustizia per il popolo italiano sia lontano dal proprio metodo di misura, perché se andiamo a vedere fatti che assolvono delle persone oppure che li rimettono in strada dopo 6 mesi con la patente dopo aver fatto una strage, diventa difficile per il povero cristiano, diciamo così, colui che non sa garantire e non sa cosa vuol dire il diritto, come diceva giustamente lei prima, quindi in qualche maniera si sente un po' gabbato. Le spiego perché. Adesso io vi porto via questo plateau e vi leggo alcuni titoli di quest'oggi, siamo andati a comprarci un po' di giornali,
e abbiamo ucciso a calci e pugni per difendere il figlio. Questo è un piccolo trafiletto in prima pagina di alcuni, tra la Tribuna, tra il Messaggero, insomma alcuni titoli di giornali. Ma anche qua nel nostro territorio, la notte, venerdì e sabato, perdono la testa, vandali in centro, strage di fioriere o di finestrini di macchine. È un divertimento anche quello, accettiamo. Vabbè, questa è una bella frase, vorrei rimettere qualcosa di deceduto 9 ore dopo la moglie, questo è un amore di 64 anni, quando l'amore c'è ancora, no? È stupenda questa cosa qua, muore la moglie, dopo 9 ore muore anche il marito, e questa è la parte fondamentale, perché se questa trasmissione esiste per queste persone, quindi benedetti loro. Allora, calata di vandali in centro, qua stiamo parlando del nostro territorio, Gilberto, poi il malessere violento che oltraggia la riviera, andiamo avanti con i titoli, ucciso dall'auto che scappa, fermato un 25enne, anche questo qua, ubriaco al volante. Andiamo ancora, quel malessere, eccetera, qua addirittura rifacendoci un po' a quello che sono la videosorveglianza, qua non era una parte videosorvegliata, e questo giornalista si fa un bozzetto e un po' descrive cosa è successo, quasi come dire l'esigenza di avere qualcosa di tangibile. Guardi, avvocato, come dire, se ci fosse stata la videosorveglianza qua avremmo capito, no? Quindi lo disegna, quindi questa volontà c'è questa voglia di capire, come diceva giustamente prima Gilberto Trevisan, che la voglia c'è quando capita, e quindi se non c'è in qualche maniera lo riabbozziamo. Qua sempre difende il figlio, lo uccidono a calci, 4 romeni fermati per omicidio. È morto per me, capite tutto, per colpa di quelli, questo è il figlio. Cioè, pensate il dramma, come diceva prima, no? È il dramma nella famiglia che si riperpetua, la colpa del figliolo perché il padre è andato a salvarlo. Difende il figlio picchiato, pensate, guardate qua, un pirata falcia una donna, questi sono soltanto i titoli di oggi, e i telespettatori devono capire che al lunedì di solito la cronaca è un po' più ristretta per dare spazio alla cronaca sportiva del fine settimana. E quindi pensate che siamo neanche, credo, al 10% dei quotidiani che abbiamo comprato oggi, anche perché non avevo soldi, avevo finiti tutti, mia moglie non me ne dava più, e allora via così. Cerca di difendere il figlio ucciso, ma adesso qua c'è la sorpresa, che l'avvocato lo so che la sta aspettando. Qua dicono ucciso a calci e pugni, poi dopo un altro pirata uccide un pedone e si dà la fuga, questa è la cronaca di Vicenza. Poi chiudiamo non con questa, ma chiudiamo la penultima. E qua mi rivolgo a te Gilberto, so che sei un pubblicitario affermato, e questo è il titolo di Vinitaly, il nuovo vino con poco alcol, via da seguire, un vino con 9,5 gradi di percentuale alcolica, quindi un vino che si può bere. Questo è il messaggio che io recepisco, ma non è che anche i pubblicitari in questo caso dovrebbero fare uno sforzo comunicativo diverso, nel senso di dire c'è un vino di 13,5 gradi che è barricato e quindi ti danno la cultura di bere il bicchiere, perché in quel momento crei la cultura del bere, no? 9,5 mi sembra quasi dire, ma sì, quasi 4 bicchieri me li posso permettere, ma poi dopo voglio dire lo scarto è quello. L'ultima, e conclude, e poi dopo ti do la parola a Gilberto, scusate la filippica, ma i giornali sono molti, e questa, no, vediamo una bella pagina di giornale, questa è la Tribuna, la voglio citare, difende il figlio ucciso a calci e pugni, un pestaggio selvaggio, erano ubriachi, trovati grazie alla denuncia dei connazionali, quindi qua i connazionali si autoaccusano in qualche maniera, si tolgono via da questa omertà per dire una cosa troppo grande, bisogna denunciarli. Ma quello che mi fa davvero arrabbiare, ragazzi, è una cosa, oltre al dolore per questa famiglia, è che sotto c'è la pubblicità di una grappa. Cioè, allora dimmi, qua sicuramente è sbagliato il pubblicitario oppure quello che ha fatto la bozza, perché voglio dire, non credo che... è un autogol impressionante. Sì. No, dimmi, questi due titoli vorrei commentarli con te. Questi ultimi 2 titoli. Intanto metto a posto il cabaret. Dimmi Gilberto. Ma io penso che qui, lo sai come si fa, non sei digiuno di questo mestiere, qui si fanno delle gabbie, ci sono degli spazi da riempire,
c'è stata pochissima attenzione. Ma molto secondo me, come dovevano essere riempite io queste gabbie. fossi il titolare di quel prodotto, un po' mi imbarazzerei. Qualcuno avrà detto, mandimi avanti le tue battute che stiamo riempendo bene la colonna, guarda che c'è quello spazio grande che abbiamo dell'immagine, qui ce ne sono 3-4, ne arriva una, ma nessuno si è posto il problema di dove collocare l'immagine. Poi succedono questi messaggi che in comunicazione hanno un peso, perché a un certo punto hanno colpito te, hanno colpito chissà quanta altra gente. Credo che sia stata, va bene, io lo giudico un cattivo lavoro, ecco, non voglio... Ma l'altro invece non si può dire che sia un cattivo lavoro oppure un incidente, è una comunicazione completamente errata, poi ne parlerò con l'avvocato, e ti dà un po' l'idea che puoi berne quanto ne vuoi. Sì, lo sai come sono le cose, c'è sempre un inizio, no? L'inizio è sempre poco, poi quando inizi il poco diventa di più, sembra quasi che sia un esempio da seguire, ma sappiamo benissimo che poi l'abitudine non ti accontenti più del poco, vai sempre verso il molto poi succede. Che poi va anche in contrasto un attimino con quello che ho letto questi giorni con la scuola del Vinitali, appunto dicevano che il consumo praticamente di vino, mi però parlavo, non di alcol, di vino sui giovani è diminuito. Il vino buono, sì. Ma l'hanno detto anche molto preoccupati, si sono preoccupati tantissimo, forse magari sono articoli che sono gestiti un po' da chi ha le cantine, è giusto che sia il loro mestiere, si preoccupano. Comunque dice, guarda, l'Italia, i giovani consumano meno vino, ne consumano più all'estero, forse è anche vero, perché da una recente esperienza fatta in Svezia, in Norvegia, lì il sistema di ubriacarsi sembra che sia quasi una cosa quotidiana, cioè diventa l'elemento del divertimento, quando è sera si esce, magari quei giorni particolari della settimana, il venerdì e il sabato, quando non si lavora, ed è tassativo praticamente ubriacarsi. Io sono rimasto sbalordito in un viaggio che ho fatto appunto con degli amici, mi sono preoccupato di uscire di notte e vedere che verso le 4 o 5 del mattino, magari durante il mese di giugno, quando lì la luce praticamente continua a esistere anche di notte, e vedere che escono dai locali, non da discoteche, perché lì sono tutti i locali, no? Escono e il giovane cosa fa? Li trovi sdraiati sulle panchine, sui marciapiedi della strada, diventa di moda praticamente ubriacarsi. Certamente è un esempio che in Italia siamo in buona compagnia. Per fortuna noi non siamo ancora così. Avvocato, io credo che queste pagine siano ingannevoli, guardi, glielo dico con tutto il cuore, perché insomma il messaggio anche con la birra a 7 gradi o 6 gradi, se ne bevi un secchio, insomma non fa bene. Ma io credo che questo problema, mi riporto al discorso che ha fatto Luca Prioli, che per me è molto profondo, che peraltro è anche un discorso che si può fare dal punto di vista storico. Quando si legge il famoso libro La decadenza dell'impero romano, e la storia sappiamo che è veramente maestra della vita, e oltretutto il Vico, ricordiamocelo, i corsi e i ricorsi storici, cioè ritornano sempre nel corso dei secoli determinate manifestazioni. Nel tempo della Repubblica Romana e degli inizi dell'impero, i costumi, i mores, come si diceva, erano particolarmente severi. Il giovane romano doveva fare 14 anni di servizio militare prima di accedere al cursus honorum, cioè alle varie cariche pubbliche e quant'altro, e quindi era particolarmente impegnato. Quando decisero con gli inizi dell'impero che era troppo duro fare il servizio militare, era meglio farlo fare ai mercenari, ai barbari che si affacciavano nella nostra penisola, non avendo altro da fare si diedero ai vizi. E da lì ci fu la decadenza del costume, vi ricordate Catone il censore, dalla decadenza del costume la decadenza dell'impero, cioè viene a scomparire un'enorme costruzione giuridica, politica, militare per la degenerazione del costume. Era il discorso che faceva Luca Prioli. Questi ragazzi che una volta erano abituati ad andare al lavoro, sono senza lavoro, non sanno cosa fare, si stufano, non gli piace la politica perché gli esempi purtroppo che abbiamo non è che esaltino più di un tanto questi giovani, non sapendo che cosa fare, non rimane che una cosa, lo sballo, che poi, ecco il punto che ha detto lei, viene mascherato attraverso il tipo di bibita. Non so se voi sapete, ma se andate in piazza delle Erbe a Padova, io ci sono stato recentemente perché si laureava un mio allievo, io ho partecipato alla sua relazione e poi la festa, e ricordo queste centinaia di giovani con decine di camerieri che uscivano con caraffe piene di questo spritz, che adesso è acqua, vino e amaro, che può essere l'Aperol piuttosto che il bitter, eccetera. E quindi uno dice io bevo una bibita, quasi una Coca-Cola, in realtà c'è la gradazione alcolica. Solo che ne bevo 20, 30 e alla fine c'è lo sballo totale.
e quasi senza accorgersene, quindi non è il grado della bevanda alcolica, Sono è la d'accordo. quantità, e la quantità che si ingurgita perché non si hanno altre cose da fare. Un attimo di pausa, pubblicità per noi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Ben rientrati in piazza. Allora, Alberto, io prima ho fatto vedere quel bozzetto di questo bozzettista, giornalista, che ha avuto cercare di capire, di far esplodere quella situazione, quasi cercando una videocamera che nella sua testa potesse veramente dare un contributo decisivo, senza fronzoli. Perché poi credo che questa sarà una di quelle telenovelle senza fine, secondo l'esperienza italiana. Te non la vedi commovente come cosa? Certamente questi sono sforzi per cercare di portare l'attenzione su una determinata tematica. È ovvio che quando parliamo di questo tipo di tragedie, mi hanno molto colpito anche le pagine di giornale che lei ha mostrato, perché siamo di fronte allo spettro di quello che è, al fondo di quello che è un problema molto diffuso, che è una crisi generalizzata a livello proprio di famiglia. I ragazzi crescono, nascono in un ambiente molto abbiente, in un ambiente dove ci sono grandi possibilità e dove ci sono praticamente un novero di situazioni possibili davanti con internet e con la globalizzazione, che porta i ragazzi sostanzialmente ad essere un po' senza punti di riferimento. Se mancano dal livello istituzionale centrale dei forti messaggi per, non so, lo sport o per degli investimenti importanti per portare i ragazzi fuori da casa, fuori da vedere la televisione tutto il giorno, oppure da costruirsi una realtà che non è quella proprio della realtà vera, insomma, è quella che propongono i giornali e le televisioni. Dopo arriviamo a questi paradossi, al paradosso di questo giornale che propone un titolo forte, picchiato da ubriachi, e poi ti propone la pubblicità dell'amaro sotto. Cose di enorme cattivo gusto, ma non vanno, questo non è cattivo gusto. Questo è poca sensibilità. Però è una logica colpevole, non è la questione del bozzettista o della persona dell'editoriale che ha sbagliato a mettere è proprio una leggerezza che hanno nel fare le cose. Questo è un insulto, è insultante nei confronti delle persone coinvolte in questa cosa qua, ma chiunque di noi può provare un'offesa a vedere una cosa del genere. Chi non la prova è perché non ha la sensibilità di poterci arrivare. Appunto, viviamo in questa società. Ne paghiamo il prezzo quindi di questa società, però ciò non vuol dire che non possa essere cambiata con determinati programmi come questi. Noi ci impegniamo, deve essere cambiato, io non me ne capacito, mi dispiace. Esatto, questo è un risultato che non è, a mio modo di vedere cose dalla parte, tollerabile, ovvero, certo, ci sono degli interessi da rispettare, se quello che abbiamo deriva da questo, anche questo va bene, però ci devono essere dei limiti. Ci devono essere dei limiti, ci devono essere un ritorno, diciamo, dei principi che sembrano un po' sfuggire in nome di questa corsa frenetica al progresso, alla società che corre sempre più veloce, all'apparenza che diventa un valore primario. Ecco, deve esserci un po' un recupero dal punto di vista delle famiglie. I figli vanno educati in una maniera diversa, ci vuole più attenzione. Luca, lui prima ha detto una cosa che non sono completamente d'accordo sul fatto che viviamo in una società opulenta, piena di ricchezza. Credo
Credo che forse, e forse il posto lo avete voi come Polizia di Stato, che tanti di quelli che usano, spendono anche molto per ubriacarsi, anche perché poi diciamo onestamente con €1 insomma ti danno lo spritz e quindi fai in fretta, insomma con 10 euro sei già KO, ma io so, e forse lo sanno anche tanti telespettatori, che ci sono mamme che vanno a fare lavori molto umili perché non vogliono far mancare il figlio di quel denaro perché se no fa brutta figura con la compagnia. Può succedere, succede questo. Voi avete un po' il polso quando beccate qualcuno, che insomma non sono mica tutti quanti figli di papà. Ma ne dirò di più, ma al di là di che non sono tutti figli di papà, il problema è proprio culturale oggi. Cioè i genitori non sono più capaci di fare i genitori. Ce lo dobbiamo dire, perché se facciamo finta che tutto sia saltata sempre, una generazione. Se facciamo finta che tutto sia sempre colpa dei giovani o che non hanno lavoro, però il genitore è vero. Noi quando andiamo a casa di qualcuno di questi a dire, non so, che è successo un grave incidente oppure che il figlio ha combinato qualcosa di grave, la prima cosa che fa il genitore è quella di dire: impossibile che sia mio figlio, è impossibile, no, non può essere, no, non è accettabile, no, ma sicuramente ci sarà una motivazione. Cioè ormai si giustifica tutto ai propri figli, perché voglio dire, il controllo, io per carità sono stato giovane anch'io, ho 44 anni, quindi 20 anni fa ero un giovane, mi sono sempre divertito come un pazzo, però voglio dire, magari non ho mai neanche fumato in vita mia, non Spinelli. Ma con questo non vuol dire che sei un pirla. Voglio dire, no, io insomma, non mi 53 anni, ma non ho mica mai bevuto, non ho mica mai fatto... Assolutamente. Quindi, questo insomma... Però c'è anche da dire che quando tornavo a casa, quelle poche volte che magari ho esagerato anche nel bere, fortunatamente poche volte, a casa mia era una guerra. Cioè, mio padre e mia madre una volta mi richiamavano, forse in questo senso, perché anch'io ho fatto qualche cacchiata, però una o due volte nella mia vita avevano il campanellino, non so. Guardi, ne faccio un esempio. Una volta quando io tornavo a casa, ma io credo tutti qui, a dire mamma, la maestra mi ha detto, mi ha dato un brutto voto, mia madre senza saperne leggere né scrivere mi picchiava. Non c'è. Guai, lo scappellone. Oggi come oggi la madre sa cosa fa? Perché oggi come oggi la prima cosa che fa, appena la mamma sente che il figlio ha ricevuto un brutto voto, è andare dalla maestra o dalla professoressa ad avere spiegazioni del perché del brutto voto. Cioè sono cose, secondo il mio punto di vista, che veramente sono fuori da ogni buon senso. Poi dico anche l'ultima. Guarda che stai dicendo cose sacrosante. Perché e anche in questi giorni è uscito in TV su un programma, ma che noi, essendo forza dell'ordine, lo possiamo notare. È chiaro che poi se i riferimenti sono... I due grandi riferimenti di un giovane sono la famiglia e la scuola. Sì. Beh, insomma, anche la scuola non dà certo un'immagine meravigliosa, perché voglio dire, di professori che si fanno in Spinelli ce ne sono dappertutto. E allora mi dispiace, in una società seria, quel professore deve andare a casa. Visto che c'è anche crisi e ci sono tanti posti, tanti giovani che avrebbero voglia di andare a insegnare, tu che ti fai lo spinello davanti ai giovani, te ne vai a casa e a fare l'insegnante portiamo a quello serio ragazzo che ha voglia di insegnare e non voglia di spinellarsi. Se fosse qua tanta gente scatterebbe l'applauso perché sei stato... No, ma non è questione di applauso, qui non andiamo in cerca di applauso, dobbiamo andare alla ricerca di riconquistare quelle cose fondamentali perché il giovane non sia distratto da queste cose, ma sia distratto dalla veridicità di una vita vissuta. Voglio ricordare che settimana prossima avremo ospite Mauro Corona, no? Il quale ci farà anche assaporare il valore di usare le mani, la manualità, l'impegno, la passione, fare cose con passione che mi pare che manchi. Sono le 10:20, quindi posso permettermi una leggera parolaccia. Nel senso che, come ha detto lui, non mancano i genitori, si è saltato una generazione. Prima faccio a te la domanda, però voglio che risponda anche l'avvocato. Insomma, i genitori pare che abbiano perso le palle. Sì, c'è questo buco di generazione. Anch'io, naturalmente, all'età che ho, ricordo un tipo di scuola tipo quella che abbiamo appena sentito. Eppure anch'io sono cresciuto, non so alle volte se è un bene o un male, comunque nemmeno io fumo e bevo, praticamente non ho mai bevuto, non ho mai fumato. E non mi sento, però in effetti qualche volta nelle società sembrava che fosse una colpa il perché non prendi lo spritz, perché non ne prendi un altro, perché non provi lo sballo, e forse è anche questo il messaggio che arriva
e i nostri giovani e qualcuno si lascia molto molto influenzare, perché forse non sono Ma forti, si vanno, forse perché secondo la me, famiglia non li fa diventare forti, non li fa crescere forti, appunto perché si sentono protetti. secondo me si toccano anche dei poteri forti. Io noto Bassano del Grappa, che è il ponte più bello del mondo. Io lo dico, il ponte degli Alpini, secondo me, è un'opera del Palladio, bellissima e maestosa. Però succede spesso, anzi sempre, fine settimana, la sera, che questo ponte viene in qualche maniera occluso da una marea di giovani, perché c'è una nota distilleria, la quale serve gli spritz e tutti fanno capannello, e posso garantire, senza ombra di dubbio, abbiamo anche le immagini, che non puoi passare. Un ponte che si ottura, io credo che sia una vergogna, primo, però continua ad essere. Anche questo credo che sia una componente da parte degli amministratori che dovrebbero intervenire, avvocato, perché qua abbiamo un sindaco, ma se il buon senso non lo danno i primi cittadini, è inutile che ci andiamo a lamentare se poi troviamo qualcuno che ci piscia sul pianerottolo di casa. Scusate il termine, però bisogna parlarci un po' così. Per rispondere alla sua domanda volevo proprio riallacciarmi al primo intervento che ha fatto il sindaco. Che cos'è il diritto? È sempre una limitazione, perché se io sono proprietario di un prato e lo recinto, nessuno ci può entrare. Quindi il mio diritto limita il diritto degli altri, che se non ci fosse il mio diritto esercitato su quel prato, potrebbero farmi quello che volevano, giocarci a calcio, andarci a dormire o d'altro. Nel momento che mettiamo le telecamere sui lampioni a 360 gradi, si limita un altro diritto, che è quello della privacy, che è quello della riservatezza. Però, con i discorsi che abbiamo fatto sino a questo momento, forse sarà impopolare quello che dico, ma io sostengo che è il momento della repressione e della prevenzione. Perché i tempi, perché si modifichino, abbiamo parlato prima della caduta dell'impero romano, i corsi e ricorsi storici, ci vogliono i secoli per questo forse. Nel frattempo dobbiamo rispondere a una domanda semplicissima. Cosa dobbiamo fare, cosa devono fare gli amministratori corretti, lungimiranti ed onesti? Devono mettere le telecamere sui lampioni per 360 gradi, perché questo sicuramente ha uno scopo di prevenzione nei confronti di coloro che magari altrimenti lì farebbero la rissa o gli atti osceni o quant'altro. Così, per prevenire gli incidenti stradali, io voglio che ci sia su ogni semaforo, ad ogni incrocio, una telecamera per prendere sul fatto quei criminali che mi riprenda l'intera situazione, per non dar luogo a nessuna contestazione, per continuiamo carità. Su questo una telecamera che mi prende dall'inizio alla fine tutta la scena, per cui non vi può essere contestazione di sorta, non si può dire che l'amministrazione è bieca nel cercare di stangare, di far cassa, perché di fronte all'evidenza di un atto, ripeto, criminale, perché non ci sono altre parole, ben vengano quei sindaci, quegli amministratori, che magari sfiorando anche la popolarità, ma è una cosa momentanea, perché dopo sono per primi i cittadini che si rendono conto. Avvocato, le faccio una domanda, scusate se intervengo spesso con l'avvocato, ma è colui che ci può dare delle risposte in chiave proprio di legge, no? Ma se io commetto un'infrazione, chiaramente non si lede più la privacy, ma coloro che non commettono nulla, non hanno nulla da temere, e non credo che chi videosorvegli, insomma ci sarà l'autogestione, l'autodisciplina, che la privacy viene rispettata, e poi dopo, se non succede nulla, vengono distrutte anche, voglio dire, non è che possiamo tenere un archivio di miliardi di ore, anche per dare un significato, perché non è, certo. È un po' come dire i cellulari che sono tutti controllati, insomma, chi si sente controllato, a me possono controllare quello che vuole, perché proprio niente. Se, come abbiamo detto prima, il diritto è una limitazione, è una scelta, quindi io tra le due scelte limito, è vero, il diritto alla riservatezza, ma limitando questo diritto prevengo delitti molto più importanti per la società, che creano allarme, che creano pericolo dell'incolumità, pericolo della vita. Tra i due diritti che tra di loro si contrappongono, io ho il dovere come amministratore di fare una scelta. Abbiamo delle immagini noi di repertorio di alcune frazioni nei luoghi, insomma, tabaccherie o bar, dove in pratica hanno visto la sequenza e hanno anche poi beccato i malviventi. Certo, forse la partita era già persa, avevano già venduto tutto, però credo che, tornando sempre al leitmotiv, colui, il privato, spesso si muoisce di videosorveglianza, ma quando succede il fatto anche a voi vi verrà chiesto, come ha detto prima il sindaco, insomma, c'è qualcosa che si vede, quello che è successo, lo richiedono come quasi una garanzia. Qua vediamo delle immagini che sono proprio che dimostrano quello
che succede è quello che si può anche vedere. A volte come ultima speranza per capire, e stanno male quando non c'è. Ma sia anche per difendere coloro che sono imputati, come è successo settimana scorsa, 2 settimane fa, che hanno dovuto far uscire un povero malcapitato che gli mancavano 2 dita, ma da una videosorveglianza hanno visto che il delitto che a lui avevano imputato non c'entrava niente, perché quello del vero ladro le aveva tutte e 5 le dita. Ecco, serve questa cosa per voi che poi siete in prima linea? Serve, è indubbio, no? Anzi è una delle nostre, quando noi facciamo delle indagini partiamo spesso da lì, e cioè andiamo a verificare la zona e vediamo se ci sono dei punti dove qualcuno ha ripreso qualcosa, perché di solito ci sono delle aziende, delle banche, se non magari non ci sono i comuni che intervengono, comunque, anche se devo dire che ultimamente insomma molti comuni si stanno adoperando in tal senso, cioè stanno almeno nelle vie centrali o nelle piazze centrali. Certo, è una prova che aiuta molto, sotto questo punto di vista a noi aiuta. Chiaro che parlare di questo e parlare di intercettazioni telefoniche sono 2 cose completamente diverse. Certo, questo è fuori discussione. Perché l'importante è che non si mettano in rete, questo voglio dire. Perché l'intercettazione è un fatto privato mio, personale, nei confronti di altre persone, che può essere la mia moglie o un altro imprenditore che sto parlando di lavoro, di affari, e quindi entra nel vivo della mia cosa. Essere ripreso a 100 metri di distanza, che comunque mi devo comportare bene perché non mi posso spogliare in una piazza, altrimenti incorro in determinati reati, o non posso fare nulla. Quindi credo che la maggior parte delle persone, il fatto di essere ripresi a 100 metri di distanza da qualsivoglia telecamera, più di tanto disturbo. Io la ringrazio per questa precisazione, perché è puntuale e mi trova pienamente d'accordo. Vige sempre, tra poco mandiamo un altro spezzone di pubblicità, se non ti dispiace, perché insomma... Però vige sempre il discorso che voi vi battete da anni su quello che chi commette l'infrazione, l'avvocato, io sono d'accordo, il delinquente, perché questo bisogna dire, che fa una cosa del genere, avete bisogno di una prova certa, concreta. Voi avete sposato una causa che è Traffic Technology, lo voglio dire perché non è pubblicità, per me la pubblicità, se viene qua un altro che me lo dice, abbiamo la stessa cosa, va bene, l'importante è portare avanti questo messaggio, un percorso culturale che chi si vede in quella manovra bisogna farlo vedere sempre e vergognarsi, perché passare col rosso, con 2 ruote, oppure fare le gincane è un comportamento criminale. Perché voi avete sposato questa causa? Ma come possa essere un'altra? Guardate che noi siamo scevri. Abbiamo sposato diverse cause per quanto riguarda la sicurezza stradale. In questo caso, nel caso di Traffic Technology, ci hanno proposto alla nostra attenzione un'apparecchiatura per registrare i semafori, l'intersezione semaforiche, che non dimentichiamoci che sono il luogo con i principali incidenti numericamente d'Italia. Il luogo più pericoloso del traffico è nell'intersezione semaforica. Vogliamo dire quanti morti che combinano? Nelle intersezioni semaforiche generalmente ci sono 5.700, 6.000 morti l'anno, ma secondo noi, la nostra associazione, sono almeno 7.000 morti, perché non dimentichiamoci che i morti non sono solo nel momento dell'incidente stradale, ma sono anche diretta conseguenza dell'incidente stradale. Le faccio un esempio: lei prima diceva di questo signore che ha perso la moglie dopo 64 anni di matrimonio ed è morto dopo 9 ore. Abbiamo una situazione pesante di cosa succede nelle famiglie, dipendenze, suicidi. Non era a caso. Esatto, cioè dobbiamo renderci conto che l'incidente stradale apre delle crepe enormi in una famiglia. Comunque, ritornando al discorso delle tecnologie, abbiamo sposato diverse tecnologie, tra cui questa che dicevo prima di Traffic Technology, che ci dà la possibilità di monitorare in maniera continuativa un'intersezione semaforica registrando un video, non delle foto. Questo diventa basilare non solo per la sicurezza, non solo per la sanzione nel momento in cui ma anche per la ricostruzione di un eventuale incidente. Prima stavate facendo passare dei filmati, io definisco agghiaccianti, di chiare responsabilità di persone che passavano col rosso e facevano degli incidenti anche gravi, molto gravi, ovvero dove le persone rimangono offese gravemente o addirittura muoiono, perdono la vita. Quando non c'è un filmato e diventa tutto compito dell'attività investigativa e delle testimonianze, c'è una ricostruzione di un incidente stradale. Questo dà certamente lavoro a periti, assicurazioni, liquidatori, avvocati e giudici. Ok, però ci fa mancare la certezza di quel diritto
che parlava Vittorio dell'applicazione, abbiamo applicato un diritto vero, cioè l'incidente è andato veramente come è stato ricostruito. Tenga presente che noi come Associazione Vittime della Strada entriamo in numerosi processi e vediamo come a distanza di anni le stesse testimonianze prese nel momento dell'incidente vengono diametralmente cambiate, perché le persone non si ricordano più, non si ricordano bene, vengono messe in difficoltà proprio dagli inquirenti che vanno a domandare. Un filmato inoppugnabile. Io mi domando, ma vedendo questi filmati, ma non si può rendere conto chiunque dell'utilità incredibile ed è quello che noi abbiamo subito Quindi io faccio un ragionamento successivo: se non viene adottata questa tecnologia a livello centrale, non parlo di traffic technology, ma di questo sistema di videosorveglianza. Certo. Io sto dicendo, se non viene adottato in tutte le intersezioni semaforiche, vuol dire che c'è una carenza a monte, c'è una volontà di non farlo. La volontà di non farlo può essere solo riconducibile all'enorme business che sta sotto a un incidente stradale. Luca Prioli, per confermare questo ti faccio una domanda che poi dopo credo di anticipare anche la tua risposta. In copertina abbiamo detto abbiamo immagini spettacolari da Venere, da Marte, tecniche che sono mirabolanti, se si pensa che sono cose da fantascienza. Fino a 10 anni fa chi ci credeva? Certo. Abbiamo con dei dettagli particolari, crateri, addirittura il polvusco, cioè cose esagerate. In Germania c'è stato un incidente incredibile, 80 macchine, ha preso fuoco 80 macchine, un'esplosione di un mezzo con dell'idrogeno dentro, insomma 10 vittime, ma molti di più, 136 gravissimi, poi c'è stata una tempesta di sabbia. No? Le tecnologie potrebbero essere sfruttate, perché credo che non è che stiamo parlando, andiamo su Venere, mi verrebbe voglia di capire che ha ragione lui, come mai queste tecnologie non vengono sfruttate, anche perché poi dopo passo io col rosso, l'altro dice no, sei preso tu, e diventa difficile poi dopo capire chi è. Le spiego io perché non vengono sfruttate, perché nella maggior parte dei casi, ovviamente io non faccio riferimento a traffic, non voglio fare riferimento, ma in generale, lo abbiamo visto sulle Iene, lo vediamo su Striscia la Notizia, in generale siamo un popolo di truffaldini. Sì, il popolo italiano deve anche guardarsi, certo. Anche questo ce lo dobbiamo dire. Sono d'accordo. Quindi ci sono le aziende serie che lavorano in maniera seria e tentano di dare il massimo del prodotto, non tanto per la finalità esclusiva dell'interesse personale, ma anche quello di dare un prodotto che è la sicurezza. Altri invece non sono così. L'abbiamo visto l'altro giorno alle Iene, dove c'era un personaggio che in tutta Italia andava in giro con gli autovelox, fatalità, la stessa omologazione la metteva in tutti i prodotti perché andava a falsificare gli autovelox, ha fatto migliaia di autovelox non omologati e ha guadagnato milioni a volontà. E poi c'è un altro aspetto che è fondamentale, che se non lavoriamo su questo saremo sempre perdenti, e cioè se non riusciamo a distinguere la persona seria e l'azienda seria da quella truffaldina, e cioè quando io ti becco che fai il truffaldino, non solo ti devo mettere nelle condizioni di stare in galera, ma anche di non poter più lavorare. Punto e basta. Allora l'azienda seria, la persona seria e la strumentazione usata seriamente dà il risultato. Se invece poi il cittadino italiano vede che c'è questo che faceva gli autovelox a migliaia di persone che sono tutti uguali, alla fine diventano tutti uguali, e allora dà anche la sfiducia di questa tecnologia. Ne parliamo tra poco. Io adesso manderei una piccola pausa pubblicitaria, Sindaco, se me lo consenti, perché poi dopo voglio richiamarti in causa, ricordiamoci, facciamoci il nodo al fazzolettino dopo questa piccola pausa, perché comunque poi se c'è una sfiducia da parte degli italiani, perché l'italiano sa di essere un po' birichino, e poi forse anche tanti politici sanno di non essere tanto giusti, e quindi si creano delle confusioni. Un po' di pubblicità e poi torniamo qua in studio con voi. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi.
Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Gilberto Trevisan, mi viene in mente parlando con Luca, c'è poca, adesso è successo a Fukushima questo grande casino delle centrali nucleari, adesso tutti quanti, giustamente, credo che si prendano delle distanze, ma è la stessa cosa dei rifiuti, no? Si ha poca fiducia, proprio come diceva lui, nel rispetto delle eccellenze, perché purtroppo le scorciatoie sono molte, anche nello smaltimento dei rifiuti, non è tanto la centrale oppure gli inceneritori, ma è proprio lo smaltimento che la gente preoccupa. Cioè nel senso, dice, ma a chi le diamo in mano queste cose? È un po' la stessa cosa, perché dobbiamo mettere delle cose che danno adito a delle discussioni quando sono delle tecnologie che invece in qualche maniera danno una parola definitiva sullo stato del misfatto? Sì, poi le ragioni sono tante comunque, perché sai, alle volte alle spalle ci sono i business, no, che non ti permettono di fare delle cose giuste, proprio perché facendo le cose giuste c'è qualcun altro d'altra parte che perde degli interessi, e quegli interessi che poi... Ma è il gatto che si morde la coda, qualcuno deve siamo sempre là, no? L'importante è però alle volte avere il coraggio di poterle fare, perché sai, sulle cose gli dai tante letture. Prima tu leggevi degli articoli, per esempio, ho sentito l'intervento che ha fatto l'avvocato, che naturalmente suo padre gli diceva: come fai a difendere uno che le famiglie, il dramma delle famiglie? Tu leggevi gli articoli, la prima cosa che mi viene in mente è pensare che leggendo in prima battuta quegli articoli il giorno dopo che è successo il fatto, sembra che sia tutto chiaro, tutto quanto perfetto, si sa chi è la vittima, chi è il colpevole, chi l'ha causato. Poi naturalmente gli avvocati devono fare il loro lavoro. In quel momento che si legge l'articolo la famiglia può essere anche tranquilla, perché dice, è chiaro che c'è il colpevole, però 3 giorni dopo il colpevole sembra che non sia più tanto colpevole, perché naturalmente, giustamente loro fanno il loro lavoro, per carità non si dice niente, però c'è un dramma e qui subentra il dramma che non c'è più quel morto, ma ci sono i morti che si fanno dopo proprio da drammi familiari, i padri che non vivono più, e lui dice i morti aumentano, diventano maggiori, non sono più 6.000, diventano 7.000, perché ci sono le cose che succedono dopo che è venuto il fatto. Sta dicendo delle cose che sono veramente giuste, voglio dire, cioè, tornando al discorso che ho fatto prima, Nicola, è difficile portare avanti. Guarda, io su quello che ho detto prima ho trovato delle enormi difficoltà proprio per vincere quella voglia di sentirsi controllati. Cioè sentire che un sindaco, no, sta facendo un lavoro, ti ho detto prima, di telegestione dell'energia elettrica, dei lampioni per gestire il consumo di energia, e c'è questa possibilità attraverso la tecnologia, quella tecnologia che abbiamo sentito parlare, di introdurre una robetta grande così su ogni lampione che diventa un po' il cervelletto della situazione, che trasmette dati, no? E si possono collegare delle cose che danno delle immagini per capire, per vedere. Sei criticato perché vai a toccare quella che si chiama privacy, per esempio. Ma siamo responsabili amministratori, sappiamo noi certo, che uso fanno di queste immagini, le tiriamo fuori quando servono, non quando non servono. Non è che mi interessa la mia privacy, non è che vado via fuori nudo oppure... Perché quando vengono dal sindaco e dire che alle 2 di notte sono usciti da una birreria pieni zeppi, come si parlava prima, e che sono quelli che poi si mettono al volante, ma prima di mettersi al volante ti crea una serie di danni nel paese, che la gente quando ti dice guarda che ho aperto la porta di casa mia e c'erano odori nauseabondi, mi sono trovato il segnale spaccato, avevo dei fiori sul davanzale, li ho trovati sopra, perché sembra che ci sia il diritto al divertimento, c'è anche questo. Allora io dico che se riusciamo a superare questa paura di essere sorvegliati, ci facciamo una cultura che la gente dice sì, va bene, mi sta bene che sia sorvegliato, ma la gente capisce che certe cose, sapendo che c'è un occhio che vede, piano piano, forse magari per la prossima generazione, certe cose che non questa generazione fa non le fa più. Come diceva l'avvocato Botto, di regole e un po' di determinazione in più, avvocato. Io naturalmente un po' di ho compreso esattamente quello che vuole dire il sindaco.
Ci terrei però, ma non per una difesa corporativa, perché è una cosa in cui credo veramente, dopo tanti purtroppo anni di esperienza nella vita professionale, soprattutto nel campo penale. C'è nel nostro paese il problema gravissimo e serio della non certezza della pena. Cosa significa? Qui oggi siamo tutti scandalizzati. 4 massacratori che uccidono un padre di famiglia di 53 anni a calci e pugni. Sapete cosa succede? Processo. Innanzitutto il processo probabilmente si farà tra 5 o 6 anni, 7 anni, quando i testimoni non saranno più in grado quando non c'è più da parte della popolazione quel giusto sdegno, sacrosanto sdegno. Se sono incensurati possono patteggiare? Allora, iniziamo. Sempre si concedono e invece dovrebbero essere concesse con il contagocce le attenuanti generiche. Poi ci sarà l'attenuante, un bravo avvocato, l'attenuante della provocazione, perché diranno, beh, ma questi hanno reagito perché poveretto voleva accarezzare il cagnetto che lui gli avrà detto sporco romeno, quindi l'attenuante della provocazione. Poi c'è il patteggiamento, quindi 1/3 della pena. Poi una volta erogata la pena, io ho diritto ogni anno a 3 mesi di sconto sulla pena e fatta la metà più un giorno di sconto di pena, però con gli sconti, scusate il bisticcio, Capiamo. Alla fine, dopo la metà, io esco. Quindi, se volete facciamo una scommessa, se gli fanno il processo subito, questi tra 1 anno e mezzo sono fuori. Tu pensa, no? La moglie Questo è sconvolgente. o il Comunque. figlio, no? Che l'unica speranza, leggendo il giornale il giorno dopo, dice ma prima o dopo questo paga. Rimane in vita perché? Perché sta aspettando quel momento che questo paghi quello che deve pagare. E infine gli tolgono la possibilità di pagare. È vero. E quando Avvocato. praticamente... Ma non è colpa Siamo dell'avvocato. proprio in Sì, chiusura. no, L'avvocato no, per l'amor Dobbiamo di Dio, cambiare non è colpa- queste no, cose perché è scandaloso, Sì, insomma. no, Allora, sto dando prima proprio- diceva, è tornando proprio il alla... sistema che Che magari ti sistema? porta- Allora, ti porta a tornando, questo, e no? siamo voi in chiusura perché ormai è volata questa ora, io non so, con voi volano le ore, non so, forse belle donne, almeno uno potrebbe anche capirlo. Ma Alberto Pallotti mi diceva, con semplici 200 euro si può mettere la scatola nera alle macchine per vedere proprio la dinamica di quello, come gli aeroplani. Però mettiamo i televisori nelle macchine, spiegami perché. Abbiamo fatto uno studio. Ma noi come sei vittime- velocemente, siamo molto Abbiamo chiusura. fatto uno studio come vittime della strada e abbiamo visto che in realtà un optional per registrare con le moderne centraline su quasi tutte le macchine di oggi i dati della macchina, la velocità, la telemetria insomma di una macchina sarebbe molto più semplice di quello che sembra, i costi sarebbero molto contenuti. Io sapevo di un costo di circa 200 euro producendoli in serie e installandoli sulle macchine, stiamo parlando di niente. Se non si fa, secondo me, manca la volontà centrale di farlo. Mi rilaccio al discorso che diceva l'avvocato, insomma, questo dramma incredibile. Io dico che nonostante tutto, nonostante il lavoro degli avvocati, nonostante la giustizia lenta e quella, le nostre associazioni saranno sempre vicine alle vittime, noi capiamo il dramma, non è che perché noi siamo associazione vittime della strada non possiamo capire il dramma di una vittima di un pestaggio o della vittima di un incidente aereo, è la stessa cosa, sappiamo bene che le famiglie vengono dimenticate, questa è una società che purtroppo non ti concede di guardarti indietro, tende sempre a guardare avanti ed è anche un bene, è bello che sia così. Però non possiamo dimenticarci di chi soffre, chi sta male e non portare il conforto per cercare di capire e queste persone. Io mi ricordo il filmato che aveva fatto vedere il mese scorso di quella ragazza che adesso magari ci starà guardando. Io non ho smesso di pensare a lei in questo mese perché lei è disabile, è rimasta disabile per un incidente stradale e io mi faccio carico di tutte le persone che vengono da me, come tutte le cose che leggo sui giornali mi colpiscono e sto male perché so quanto male a monte è stata la mia famiglia quando c'è stato l'incidente stradale che mi ha portato a potermi definire vittima della strada. So che cosa vuol dire, che cosa ha distrutto tutto quello che poteva esserci, dagli affetti alle condizioni economiche. C'è stata una signora che non più tardi di un anno fa si è buttata nel fiume e ha ucciso i suoi 2 figli, ha annegato i 2 bambini, poi si è uccisa anche lei. Normalmente viene etichettata sui giornali, signora si suicida, era depressa da tempo. Vai a vedere, 1 anno e mezzo prima ha perso il marito in un incidente stradale. È troppo facile aprire la pagina del giornale e dire questa è una pazza che ha ucciso i suoi figli. Questo è quel messaggio che voglio dare. Stiamo vicino a queste persone, aiutateci a stare vicino a queste persone perché così contribuite a una società più sicura. Alberto, tu sei speciale, ci vediamo tra un mesetto, ok? La ringrazio. Luca, l'ultima domanda, per usare un eufemismo, una battuta di Checco Zalone che a me fa morire, quando trovate delle macchine, chiaramente sono delle macchine che sono un inferno, hanno bisogno di quegli optional tipo il climatizzatore e mettetelo sto cacchio di climatizzatore. Ma ti è mai capitato di beccare una macchina con il televisore acceso? Sì, oggi come oggi,
Se guardiamo il televisore, se vogliamo guardare i telefonini... Ma ti pare normale? Siamo in chiusura, sì o no? Ma no, ma si trova, ma è come la cintura. Chi mette la cintura? Se andiamo in mezzo alla città e guardiamo, ancora il 50-60% non la mette. Come tutti, nonostante ci sia tecnologia del Bluetooth in macchina, tutti hanno il cellulare qui e non hanno il Bluetooth nella macchina, perché non vogliono magari far sentire la telefonata al passeggero. Capisco. Si capisce, certo, però voglio dire, alla fine tutti questi comportamenti portano a distrarsi la guida e poi ad avere disgrazie. Cioè. Bene, io siamo poi in chiusura. Io ringrazio chiaramente Alberto Pallotti, ci vediamo comunque tra un mesetto, Associazione Familiari Vittime della Strada. Grazie anche a Luca Priori, Consiglio regionale del Veneto, Polizia di Stato. Grazie Sindaco Gilberto Trevisan, anche per questa cosa che ci hai detto. Vittorio Botteri, è sempre un piacere parlare con lei, avvocato, anche perché lei è determinante, è determinato. Mi piace quando dice regole, se no qua veramente stiamo sfiorando il dramma ogni giorno, continuamente. Per O Bianco o Nero è tutto, rinnoviamo l'appuntamento settimana prossima alle 21:45, ricordiamo una nuova iniziativa, ma oramai vecchia di 13 anni, giovedì prossimo alle ore 21, sempre sulla stessa emittente, va in onda Scratch, settimanale di ciclismo e di sport, e anche là mutualizziamo in qualche maniera quello che è il comportamento attraverso lo sport per poter dare un qualcosa da fare in più ai giovani e così possono meno oziare e meno essere preda dei vizi. Settimana prossima parleremo con Mauro Corona, pillole di saggezza, rigorosamente, strepitosamente qui in diretta sugli stessi canali alle 21:45, a lunedì. Grazie. Grazie a voi.